Entra in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, il decreto che introduce il Green Pass rafforzato. Per accedere ai centri commerciali non servirà il Green Pass, ma se la Regione o il Comune passano in zona arancione, per accedervi nei giorni festivi e prefestivi si dovrà essere in possesso del certificato rafforzato. L'accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali è sempre consentito senza il pass anche in zona arancione, mentre nei giorni festivi e prefestivi, se non si è vaccinati o guariti dal Covid, si potrà andare solo in alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi ospitati all'interno dei centri. Gli studenti non potranno accedere alle università senza il Green Pass in zona bianca, gialla e arancione, mentre coloro che frequentano le scuole superiori e gli istituti tecnici potranno entrare in classe anche senza la certificazione verde. Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico dei minori di 12 non servirà il Green Pass né in zona bianca e gialla né in caso che la Regione o il Comune passino in arancione. Il pass non è necessario neanche per i taxi, per i minivan fino a 9 posti con conducente e per tutti gli spostamenti con mezzo proprio. In caso di passaggio in zona arancione, però, chi non ha il pass base o rafforzato potrà spostarsi in un comune o in un'altra regione solo per motivi di lavoro, necessità, salute e per accedere a servizi non disponibili nel proprio comune. Per utilizzare invece i trasporti pubblici di linea, compresi quelli del trasporto pubblico locale, è necessario avere almeno il Green Pass base. Senza il Green Pass rafforzato in zona arancione non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. La consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza Green Pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il Super Pass, inoltre in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar o ristoranti, non solo al chiuso ma anche all'aperto. Per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si deve avere il Green Pass per vaccinazione o guarigione.